Una buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati e benvenuti a questa puntata di TV7 Match. Elezioni amministrative, dunque parliamo di politica. Parliamo di politica a 10 giorni ormai, anzi 9 giorni dai ballottaggi, dal turno decisivo nel quale si decideranno i nomi dei sindaci anche delle più grandi città italiane. Come dicevo prima di entrare in studio, prima della sigla, votazioni estremamente discusse. Sembra di essere tornati indietro di qualche decennio. Di fatto nessuno sembra aver veramente perso. È andata male, ma poteva andare peggio. E poi c'è questo fenomeno, questo boom delle liste civiche, quasi a voler significare che per farsi votare bisogna togliere un po' i simboli dei partiti. Forse, anzi sicuramente, gli unici che si distinguono in questo, per essere invece estremamente chiari, sono il Movimento 5 Stelle e la Lega Nord, che hanno sempre messo il loro simbolo anche nelle liste di coalizione. Allora, partiti politici che hanno perso, diciamo quelli tradizionali come li conosciamo, che hanno perso un po' il loro significato, come facciamo a recuperare gli elettori? Percentuali in calo e anche significativo nell'affluenza alle urne. Questo è un dato che deve far veramente pensare. Ne parliamo stasera, allora, la facciamo con i nostri ospiti. Ve li presento subito. Inizio alla mia sinistra, Andrea Vanni, che è sindaco di Vighizzolo. Buonasera sindaco, grazie di essere qua. Lei è un esponente del Partito Democratico che però è stato eletto con una lista veramente civica. Certo. Dopo sentiremo allora anche questa necessità quindi, no? della lista civica. Marina Buffoni, Fratelli d'Italia, assessore in Comune a Padova, buonasera, grazie di essere ritornata qua. Al suo fianco Giovanni Endrizzi, senatore del Movimento 5 Stelle, buonasera. Senatore, grazie anche a lei. Il professore Ermanno Casen, buonasera, il nostro editore, buonasera. Al suo fianco Emanuele Tosi, coordinatore di Fare a Verona, buonasera Tosi. E poi Luciano Sandonà, Lega Nord, consigliere regionale a Palazzo Ferrofini a Venezia. Buonasera Sandonà. Allora, dicevo, chi ha vinto, chi ha perso, ma soprattutto questo boom delle liste civiche che, come dicevo, sembrano essere necessarie per far sì che gli elettori possano avvicinarsi alla politica senza, tra virgolette, come dire, apparentarsi o comunque, come dire, sì, insomma, sentirsi appartenere necessariamente a un simbolo politico. Andrea Vanni, visto che lei è tra l'altro un esponente del Partito Democratico, ma eletto con una lista civica. Sì, innanzitutto grazie dell'invito a questa serata e anche a portare la testimonianza di cosa è stata la mia lista civica. Io sono sindaco di un piccolo comune della Bassa Padovana. Specifichiamo, eletto nel 2014, non in quest'ultima tornata elettorale. Sono 2 anni che siamo in carica, un comune di poco più di 900 anime, quindi è uno dei più piccoli della Bassa Padovana. E, di conseguenza la lista civica viene da sé, nel senso che in un paese così piccolo si guarda più che altro alle persone più che ai colori politici. La mia è una lista civica pura, nel senso che ci sono esponenti di centrosinistra, io rappresento il Partito Democratico, ma ci sono anche esponenti centristi piuttosto che centrodestra. Quindi sì, un'esperienza nata, diciamo così, tra un gruppo che si è formato condividendo degli obiettivi, condividendo un programma concreto da portare casa per casa, e questo ha pagato e ci ha visti. Questo indipendentemente dunque dal colore politico. Esatto, quello che ci ha uniti è l'amministrare il bene pubblico e il condividere quei obiettivi o quei bisogni che il nostro territorio ha. E di conseguenza sì, ci siamo uniti con un programma solido, concreto. Certo, quindi insomma vi siete accordati su quello che c'era da fare effettivamente per il territorio. Marina Buffoni, non c'è un po' la sensazione che il cittadino alla fine, e questo poi per carità sono le elezioni amministrative, sono quelle comunali, il cittadino ormai si riconosca effettivamente nell'amministratore locale ma non nell'amministratore tra virgolette romano, quello centrale?
È indubbio che chi ha vinto davvero queste ultime amministrative siano state le liste civiche, perché gli elettori hanno visto nei singoli candidati un futuro su cui poter porre il proprio voto. Ma lo dico anche facendo, insomma, anche in casa mia, in Fratelli d'Italia, pur essendo l'erede naturale del Movimento Sociale Italiano e di Alleanza Nazionale, è un partito che fa fatica a sfondare, e lo fa perché credo che comunque in tutti i partiti ci sia un grande problema, che chi più e chi meno soffre all'interno le divisioni, i personalismi, e l'elettore in questo chiaramente perde fiducia. Le liste civiche invece sfondano grandemente nell'elettorato, ma si è visto anche non solo nei piccoli comuni, si è visto anche per esempio nel comune di Cittadella, in cui la lista Bitonci, che è sindaco di Padova ma già sindaco a Cittadella, ha avuto una percentuale strepitosa come la ebbe tra l'altro a Padova. Ma anche a casa mia, per esempio, penso nel comune di Este, per restare nella bassa padovana, la lista di Fratelli d'Italia ha preso circa 200 voti e la nostra candidata montagnana Carlotta Asmanio ne ha presi 275. Quindi questo ci anche deve far riflettere che non esistono, ogni tanto sentivo parlare in questi giorni del modello milanese con tutto il centrodestra unito e il modello romano, dove insomma sono sorte alcune differenze. Io credo invece che manchi il modello italiano, cioè manchi nei partiti una vera politica di quelle idee forti che invece gli italiani meriterebbero e avrebbero bisogno. Quindi penso che i partiti oggi dovrebbero fare una grande riflessione su quello che è il futuro dell'Italia, cavalcare i temi davvero importanti per i nostri concittadini e per i nostri connazionali e dare quello scenario del futuro che noi vogliamo. Quindi direi basta alla politica spot, basta anche alla politica dei flash mob nelle piazze, ma invece cominciamo anche a recuperare quello spessore culturale e valoriale che per esempio il mio partito è grande portatore. Certo. Endrizzi, l'Italia soffre di questa sindrome tripolare. Centrodestra, centrosinistra e Movimento 5 Stelle, però come abbiamo appena sentito anche da Marina Buffoni, di fatto questo centrodestra unito si presenta unito sempre meno, anche se magari qui in Veneto governate serenamente da tanto tempo, però invece appunto abbiamo visto a Roma, e poi sentiremo dalla voce di Giorgia Meloni come è andata e qual è stata anche la sua reazione e sensazione alla posizione che ha preso poi Forza Italia. Questo a discapito poi di un risultato elettorale che poteva essere sicuramente importante. Voi del Movimento 5 Stelle, Endrizzi, invece questa volta dove vi siete presentati, perché c'è anche questo aspetto qui, non eravate presenti ovunque, però avete ottenuto, non dappertutto, però in alcuni casi, insomma, dei risultati sicuramente importanti. A Roma innanzitutto, ma anche qui in Veneto abbiamo avuto un sindaco eletto al primo turno, mi pare, qui a Vigonovo. Vale la pena di raccontarla quella vicenda, perché offre degli spunti molto interessanti sulla buona politica. Però io vorrei fare due notazioni. La prima è che benché il Movimento 5 Stelle non si sia presentato ovunque, ma solo dove aveva progetti concreti e sostanziosi, è stata la prima forza politica più votata in Italia, quasi 1 milione di voti, al secondo posto il Partito Democratico. E questo significa che la qualità del progetto c'era ed è stata colta dai cittadini. La seconda notazione è che purtroppo non posso condividere l'ottimismo rispetto al boom delle liste civiche. Lo ha denunciato il Presidente della Commissione bicamerale antimafia, Rosy Bindi, che questo trasformismo, questo nascondere i partiti sotto simboli diversi facilita l'infiltrazione mafiosa. Rappresenta un rischio. Ha detto parole molto pesanti. 14 sono stati gli impresentabili denunciati dalla relazione della Commissione, ma quello che noi vediamo è che quasi nel 100% dei comuni sciolti per mafia non ci sono stati simboli di partito, segno che come in alcuni comuni, come a Platì per esempio, gli stessi esponenti o persone legati ad essi si sono continuati a presentare modificando
l'immagine, il logo presentato ai cittadini. Questo è il contrario della buona politica. La buona politica significa mettere la faccia, far sapere chi sei, che appartenenza hai, quali sono i tuoi programmi. E purtroppo noi vediamo che in questa situazione di forte crisi dei partiti, lo ha denunciato anche Piercamillo Davigo, hanno smesso non di rubare ma di vergognarsi. In questa situazione io temo che il cittadino venga sostanzialmente ingannato. A vedere i risultati elettorali questo forse non è capitato davvero per ora, perché sono state premiate delle operazioni pulite, trasparenti, anche del Movimento 5 Stelle. Poi magari vi racconterò di Andrea Danieletto e dell'operazione che è incommiabile che ha svolto a Vigonovo. A Vigonovo, certo. Allora, professor Casen, sicuramente un rischio allora rappresentano questo trasformismo politico, l'ha chiamato Endrizzi, della lista civica. E come dicevo in apertura, questa, come dire, quella che è nata inizialmente con l'obiettivo di drenare i voti magari dagli indecisi o da chi appunto non voleva votare un determinato partito, poi è diventata una prassi e adesso anzi è diventata una delle realtà maggiormente presenti durante le elezioni. C'è il simbolo del partito spesso e poi c'è tutta una serie di liste civiche collegate. Sì, certo. Allora, che poi il cambiamento possa determinare rischi, questo non c'è dubbio, perché la lista civica nasce spontaneamente e quindi non viene tutelata da una struttura preesistente e di conseguenza le cose vanno in una certa maniera, ma però anche all'epoca dei partiti succedeva la stessa cosa. Non è che tutti quelli che si presentavano nelle liste dei partiti poi erano dei santi. I partiti spesso utilizzavano queste escamotage per mettere le loro persone di fiducia, perché avevano come si diceva al tempo, una marcia in più, cioè riuscivano a fare anche delle biricchinate che altri non si permettevano di fare. Direi che sono d'accordo con quello che dice Davigo, che i politici non si vergognano più, ma nemmeno in precedenza. La differenza qual è? Che oggi, nonostante tutto, la comunicazione e la stampa è talmente, diciamo, incalzante nei confronti della politica che certe cose vengono fuori. Certamente negli anni 60 non potevano uscire. Noi abbiamo avuto dei giornalisti ammazzati per questo. Quindi la stampa era una sorta di promemoria per la gente, ma di gente che faceva veramente indagini non ce n'era. Oggi abbiamo una comunicazione che è molto più eclatante. Lasciamo stare la RAI e lasciamo stare Mediaset, perché sono chiaramente una voce che appartiene a due classi diverse. Ma ci sono giornali invece che hanno coraggio di farlo. Perché questa crisi? Perché i partiti non sono i partiti in crisi, ma hanno agito in maniera tale da mettere in dubbio la loro credibilità. E nonostante sia eclatante questa evidenza, non corrono ai ripari per recuperare questo spazio. E quindi se questo spazio è stato dato proprio dai partiti. Allora io ricordo, ma non vorrei sbagliarmi, che abbiamo un testimonio, che Beppe Grillo andò a parlare con Napolitano per spiegare come la sinistra avesse una sua funzione e che certe cose si dovevano essere portate avanti, ed era disponibile nei confronti dell'allora partito di sinistra. È stato, diciamo, non considerato e la conseguenza è quella che è uscita. Poi c'è un altro aspetto da prendere in considerazione, il fatto che non esiste più la destra e la sinistra.
perlomeno non intesa come si intendeva nel dopoguerra, negli anni 50, 60, 90, eccetera. Oggi destra e sinistra non ha più quella forza e quella specificità che aveva una volta. La sinistra chiaramente era il sociale e la destra invece era il contrario, quindi ripercorreva le memorie di un certo periodo, eccetera. E nel centro stava la Democrazia Cristiana che tirava un po' le fila, peraltro poi inventando un meccanismo di opposti estremismi, eccitando sia la sinistra che la destra fino a raggiungere lo scontro. Alla fine di questa situazione sono venute fuori delle altre cose, per esempio sono nati i radicali, c'era già la crisi dei partiti e accolsero i radicali in una certa maniera, poi naturalmente ognuno costruisce la propria area politica e deve anche conservarla, cosa che i radicali non sono riusciti a fare, ma poi è nata la Lega. E poi sono nate 5 Stelle e questi sono sintomi di malessere, che vuol dire che la politica e i politici nel momento in cui vengono eletti non rispettano più i propri elettori e quindi gli elettori non si identificano più. Allora preferiscono scegliere, ma soprattutto preferiscono evitare lo scontro destra e sinistra. Quindi ne abbiamo un esempio qui con il nostro sindaco che è riuscito a mettere insieme delle persone normali che vanno al bar assieme, che vanno al cinema, che vanno a fare le cose insieme, vanno alle feste insieme, e perché devono poi dividersi da un punto di vista politico di destra e sinistra, che peraltro non c'è più perché l'economia è completamente cambiata, quindi tutte le esigenze che aveva la sinistra nel portare avanti un certo tipo di politica sociale, di condivisione dei beni, oggi non c'è più perché è cambiato, diciamo, la strategia e lo spettro, diciamo, politico e sociale. Ecco, l'impressione che si ha anche da quelle che sono state le parole del Presidente del Consiglio Renzi dopo il voto è che Renzi abbia intenzione di cambiare anche non solo la Costituzione ma anche il Partito Democratico, e proprio oggi se ne è uscito dicendo: dopo i ballottaggi userò il lanciafiamme, e dunque c'è da aspettarsi qualcosa, perché effettivamente anche all'interno del Partito Democratico abbiamo assistito a dei bei mal di pancia, come si usano chiamare ogni tanto, no? Allora, prima di dare la parola anche a Sandonà e a Tosi, sentiamo proprio che cosa ha detto il Presidente del Consiglio Matteo Renzi dopo il voto. Non c'è da fare grandi filosofie politiche, dibattiti culturali. Gli elettori sanno scegliere. Poi noi vorremmo che scegliessero sempre i nostri, non sempre accade, ma il dato di fatto è che c'è una libertà del voto che rende impossibile ai commentatori dare un giudizio nazionale uniforme, perché non c'è giudizio nazionale uniforme. Perché c'è una destra che ha luci e ombre, c'è il 5 Stelle che ha luci e ombre e c'è il Partito Democratico che ha luci e ombre. Io vi ho detto che non sono soddisfatto e credo di avere da voi riconosciuta l'onestà intellettuale di chi da segretario del PD dice possiamo e dobbiamo fare meglio. Questo ci porterà a fare un ballottaggio, spero, il più forte possibile. Vi dico anche, così, occhio ai numeri, occhio ai numeri, perché nella stragrande maggioranza delle città in cui si è votato i nostri candidati stanno sopra il 40%. Dico 40% perché è un numerino a quelli che stanno facendo grandi discussioni di politica nazionale. Il PD quasi dappertutto sta sopra il 40% nelle varie città. Ha dei problemi che deve affrontare e noi ci impegneremo per affrontarli. Allora, queste le parole di Matteo Renzi. Sandonà, come dicevo prima all'inizio, qui siamo nella situazione che si viveva negli anni 70-80, come faceva riferimento prima il professor Casa, in quando tutti quanti comunque sì, è andata male, però... o no? Ma mi sembra che tutte le elezioni sono così un po', no? Tutti i partiti dicono che hanno vinto, no? Però volevo tornare un attimo al discorso di Renzi, perché è interessante. È sempre un gran simpaticone lui, no? Quando si mette a ridere e scherzare. Infatti lui stava cercando di non dare un voto politico a queste amministrative. In realtà queste amministrative sono molto importanti, perché sono amministrative che toccano le maggiori città del paese
e dove di solito la sinistra, insomma, negli ultimi anni ha sempre fatto bottino praticamente pieno. Il PD in realtà è andato in difficoltà, pensiamo a Torino, per non parlare di Roma, dove insomma la situazione è quasi precipitata, perché la favorita al ballottaggio sicuramente è la candidata del Movimento 5 Stelle, ma anche Torino. Fassino, che è un big del PD, che era sindaco uscente, è andato, diciamo, poco attorno al 40%. Sì, 41-83%. Cioè, è un sindaco uscente. L'Appendino è al 31%. Direi che un significato politico importante di queste elezioni, anche se Renzi cerca di, l'aveva già detto prima delle elezioni, se vi ricordate, cioè Renzi aveva detto sono elezioni che riguardano gli enti locali, ci sono le situazioni da caso a caso, però lui da questo punto di vista annusa molto bene l'aria e come gira la situazione degli elettori. Per il PD sono state molto pesanti. Se guardiamo invece la situazione veneta, ma guardiamo proprio i dati di fatto, al di là del discorso delle liste civiche, ci sarebbe così forse un manuale da scrivere, insomma 25-30 anni fa non esistevano, sono nate nel bellunese, fra l'altro le liste civiche sono tradizionali del bellunese, poi sono state un po' esportate, ma sappiamo che nel Veneto centrale le liste civiche sono di riferimento dei partiti per la maggior parte, insomma. Lo stesso sindaco che abbiamo qui in studio, insomma, pur avendo una lista civica, lui ha un riferimento ben preciso del partito. Io direi che io leggevo un titolo di un giornale questa settimana: nessuno ferma la Lega, cioè in Veneto e in generale dove la Lega si è presentata, anche in Lombardia eccetera, insomma c'è stato un notevole successo delle nostre liste, insomma. A Milano però Forza Italia ha avuto... Milano c'è stata una situazione un po' particolare, ma lì è legata anche al caso particolare, insomma. A Milano è nata anche Forza Italia e lì, insomma, c'era l'ex ministro Gelmini che tirava la lista, cioè ci sono tante situazioni. In Veneto pensiamo che la Lega in tutti i comuni sopra i 15.000 abitanti o vince o va al ballottaggio. Cioè non sono 2 comuni, cioè sono 6-7 comuni. Certo. Nei comuni sotto i 15.000 sono in provincia di Treviso, 5 su 7 abbiamo il sindaco. Cioè, insomma, questi sono dati di fatto. Ecco. Poi ci sono casi e casi, le amministrative sappiamo che sono molto particolari, riguardano il territorio, eccetera. Poi insomma la situazione è in evoluzione perché abbiamo anche i ballottaggi da qui certo, a qualche infatti giorno. ho detto che per chiudere il cerchio effettivamente bisognerà aspettare il 19 di giugno. Tosi, penso che lei non sia completamente d'accordo con la chiave di lettura di San Donà, proprio voi della lista Fare ha detto beh sì, ma non è tutto oro quel che luccica, no? Per la Lega. No, non è per niente oro, soprattutto a Verona, a mio parere in Veneto, ma soprattutto in Italia. Intanto noi partiamo da una lista civica, si parlava di lista civica. Certo. Noi partiamo dalla lista Tosi, che è la lista, ho sentito che prima si parlava di uno strepitoso successo della lista Bitonci a Cittadella, che ha preso il 18, mi sembra, poco meno. A Verona la lista Tosi ha preso il 42, 43, 45, 47. Da solo, senza la lista Tosi nel 2012 non sarebbe stato eletto, perché la Lega è sempre ferma dal 10 al 12%. Quei voti nelle regionali dell'anno scorso, in 40 giorni, senza un minimo di finanziamento pubblico, senza un minimo di organizzazione sul territorio, Flavio ha preso mi sembra quasi il 12% in Regione Veneto, una regione da 5 milioni di abitanti. Sfido chiunque a poterlo fare. E poi questo perché con la vergognosa e, scusatemi, ma anche infame espulsione di Flavio da parte di Salvini del marzo dell'anno scorso, abbiamo deciso di camminare da uomini liberi, abbiamo deciso noi, non loro, di difendere il Veneto e le scelte che il Veneto prende per i veneti in Veneto e di non accettare diktat da Milano, diktat che continuano ad arrivare ancora adesso. Sono arrivati alla Lega Nord di Verona, dove hanno detto in provincia di Verona vanno al voto 24 comuni.
alleatevi con tutti tranne che con Flavio Tosi e con i tosiani. Bene, su 24 comuni noi abbiamo corso in 20, che già quello per un partito nato nel luglio dell'anno scorso è un strepitoso successo. Di questi 20 ne abbiamo vinti 14 su 20. Il 15° lo vinceremo la settimana prossima perché andiamo al ballottaggio, spero che lo vinceremo, con un più 17 rispetto alla Lega, che è Bovolone. La Lega ne ha 24, ma di questi 4, 2 per vincerli ha dovuto allearsi col PD. Con il tanto vituperato PD, perché poi siamo noi che facciamo gli inciuci con Renzi, dicono. A Isola Rizza. Alfano sì, lo fate, con Alfano sì. Un attimo, finisco. Scusami, a Isola Rizza e a Tregnago, dove hanno fatto il capolavoro perché si sono alleati con il PD, hanno fatto vincere il sindaco del PD, ma la Lega non ha fatto un consigliere. Ma non c'è solo la provincia di Verona. No, attenzione. Qua tutto focalizzato. Si parlava del Veneto. Quando si parla di 5 su 7 a Treviso. Però insomma fate gli accordi con il ministro Alfano che ha tagliato le risorse alla sicurezza dei nostri guarda che a Milano alleati con Alfano ci siete voi e Forza Italia. Dite la verità. No, ma attenzione, perché noi non l'abbiamo detto mai con Alfano, loro sì che l'hanno detto, ma si sono alleati con Alfano e passano a Milano. A livello Renzi, cioè a livello centrale, chi sta sostenendo in questo momento il governo Renzi? Cioè Tosi ha portato 3 senatori che sono, sappiamo che il Senato nel nostro paese, cioè in bilico, esattamente il Senato in bilico, perché è arrivato Ala, è arrivato Verdini, ma è arrivato anche Tosi, quei 3 senatori. Chi ha fatto questo accordo che permette a Renzi di governare il nostro paese? Che questo, scusami, è un accordo vergognoso perché questi 3 senatori sono stati eletti nella lista della Lega. E poi una piccola precisazione: Tosi non è stato espulso dalla Lega, almeno da quello che so io. Tosi è andato via dalla Lega, ha fatto una propria scelta e si è candidato contro il governatore uscente che l'ha strabattuto ha asfaltato letteralmente non solo Tosi ma anche la Moretti, ma questi sono dati oggettivi. Dopo se ci mettiamo a fare filosofia la possiamo fare, però non è così. Comunque posizioni diverse che erano già state peraltro manifestate nei giorni scorsi, appunto all'indomani del voto. Allora adesso abbiamo un breve break pubblicitario. Quando rientriamo, visto che prima il professor Casen parlava della nostra informazione, cercheremo di capire come hanno interpretato il voto, l'esito del voto amministrativo i cittadini, quindi in base a quello che hanno raccolto. Ma andiamo un attimo in pubblicità, torniamo subito.